Un passaggio storico per il ministro della Giustizia Andrea Orlando, un pessimo segnale per l'Associazione Nazionale Magistrati, ma la responsabilità civile dei giudici che dal 26 febbraio elegge ha una terza lettura, quella del procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio. Io avrei preferito che il magistrato negligente, il magistrato non preparato o addirittura il magistrato assente fosse punito nella carriera e nella professionalità. La nuova legge riforma la legge Vassalli del 1988, mantenendo però l'impostazione di responsabilità indiretta. Il cittadino cita lo Stato che può rivalersi nei confronti del giudice, ma rispetto alla Vassalli viene ampliata la possibilità per il cittadino di fare ricorso. Si innalza la soglia economica di rivalsa del denaro, che può arrivare fino alla metà dello stipendio del magistrato. La nostra attività è quasi fisiologicamente soggetta ad errori, questo quando devi giudicare la persona, però è vero ed è sacrosanto il principio che se il magistrato sbaglia perché non conosce le norme o perché non si è letto le carte, è giusto che venga punito. Quel che lascia perplesso il magistrato veneto è che il giudice venga punito solo nel portafogli. Se lo manda in prigione, come prevede questa legge, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, quindi in modo assolutamente illegale, non ha senso punire questo magistrato con 50 o 100 mila euro di risarcimento che poi paga l'assicurazione. Questo magistrato va buttato fuori dalla magistratura.